Sono arrivati in Italia entrando da Gorizia, passando poi per Codro e poi Pordenone, prima di ripartire per Padova, lungo lo Stiglia, gli staffettisti italiani che partecipano alla COP30 Bike Ride per arrivare a Belém, in Brasile, in novembre e partecipare alla conferenza delle parti voluta dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Insieme a loro anche tutti i ciclisti delle FIAB nazionali, semplici appassionati o sostenitori di una giustizia climatica che mai come oggi è necessaria. Ma non solo, dove passano loro c'è anche l'impegno delle istituzioni. A Treviso il sindaco Conte ha firmato una lettera d'impegno in 10 punti per rendere la città più ciclabile e pedonale. La firma di questi 10 punti, che è un impegno importante per quanto riguarda la promozione della mobilità dolce e della vivibilità della città. Un processo anche per rendere le città più ciclabili, per scoprire nuovi mondi. Attraverso le FIAB locali poi ovviamente c'è stata un'adesione entusiasta, perché le FIAB locali sono felicissime anche di far scoprire agli staffettisti i loro territori. Ciao, sono Flavio Bigaton di FIAB Pordenone. Consegno il banner di COP30 Bike Ride alla amica Paola Bruttocao della FIAB di Treviso. Dietro a tutto questo l'idea che i ciclisti debbano farsi promotori di una ciclomobilità a livello mondiale. La staffetta è partita infatti a maggio da Baku, in Azerbaigian. Ci siamo fermati il 26 di luglio, siamo arrivati, il 27 di luglio siamo andati a Codroipo, a Villa Manin, e il 28 di luglio siamo arrivati a Pordenone. Treviso ci ha accolto benissimo. Ieri abbiamo fatto la proiezione del film COP29 Bike Ride, l'edizione dell'anno scorso, e abbiamo avuto un dibattito, ci sono state fatte delle torte, c'è tanta gentilezza, diciamo. Tra i partecipanti anche Alberto Fiorin, uno storico appassionato ciclonauta che non poteva mancare. La conferenza mondiale sul clima è un momento importante di decisioni, e le decisioni bisogna anche un po' spingerle, bisogna dimostrare che ci sono delle persone che ritengono importante utilizzare mezzi alternativi per ridurre il traffico. Anima della staffetta è anche l'olandese Jolijn Schorel, che lo scorso anno arrivò a Baku partendo da Parigi, che ci ricorda come la bici sia anche veicolo di felicità e condivisione, oltre che di salute.